ore 12, Natale Galletta. Buongiorno, Eccolo Enzo, qua. buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Come stai? Bene. Senti, io comunque te lo devo dire subito, una signora ha chiamato e praticamente voleva ascoltare Ci volisse tu. Ciao Natale, buongiorno, Eccola. sono Giovanna da Castellammare, ti volevo dire che sei il mio cantante preferito e se mi potevi dedicare Ci volisse tu per mio marito Francesco con Ti amo, grazie. Ciao. Eccola qua, te l'abbiamo fatta ascoltare, insomma. Ho detto signor, ma non scoprite gli altarini, noi lo volevamo fare in diretta e tutto. Allora, Natale Galletta, Natale, come stai prima di tutto? Insomma, ti vedo bene. Ieri sera ti abbiamo seguito in radio, ti sei divertito con il Da Vinci, è tutto a posto. Stamattina di nuovo in radio, nel senso a RTC Targato Napoli. Da quanto tempo manchi? Era una vita che non facevo radio, televisione. Belle. Poi il riassaporarle dopo tanto tempo è bello, ti fa tornare indietro di tanti anni. A parte che io quando vedo te, Gino, mi ricordo i miei primi periodi a Napoli quando venivamo a fare l'ospitata nel vostro programma. DJ Naples, bellissimo. quanti bei ricordi. Vabbè, io ho tanti capelli fa, tu sei Vabbè, stato un po' più tu sei stato un po' più fortunato di Vabbè, me. ho ancora qualche autonomia, 2 o 3 shampoo in più di te, ma poi è finita. Allora, Ci volisse tu, questo brano che è uscito la settimana scorsa. Vabbè, raccontalo un attimo tu, È bello, già questa mi sta preparazione. dando tante soddisfazioni, nonostante io non stia facendo granché a livello promozionale, solo sui social, sto facendo delle cose, però già tu sai che sui social diciamo che sono un metro abbastanza importante per capire se un brano va o meno. Sta andando molto bene, commenti, risultati tutti positivi, per cui complimenti a te, complimenti a me, Grazie. complimenti al maestro Sgambati, complimenti A Nuccio Tortora, Nuccio, complimenti a Zeus, insomma. No, anche a Marco Cantone che ha realizzato il video molto bello. E infatti noi questo ne abbiamo parlato anche in privato. Marco ha fatto un bel film, insomma, devo dire la verità. E poi sta ragionando un po' diversamente. No, Marco è molto bravo, cresce sempre di più. Le storie, insomma, visivamente le racconta un po' diversamente dagli altri e sta facendo veramente dei bei lavori. Ok, Ci volisse tu. Allora, Ci volisse tu. Pure per esempio Ci volisse tu Enzo Caradonna. Perché? Vi spiego. Perché comunque il fatto di avere Natale Galletta che interpreta una mia canzone è una storia che va avanti da anni. Da anni proprio. Allora è successo. Allora ci si intensa, ma per cagnare poche cose, ci volisse tu. Insomma, c'è stato questo incontro in privato nello studio di Alessandro Sgambati e lui ha ascoltato prima un'altra canzone, devo essere sincero, raccontiamola tutta. Sì. Piaceva il pezzo, sì, mi piace. E Zuccio, ma c'hai qualche altra cosa da farmi ascoltare? Ti senti di test, aveva pensato a te, e poi abbiamo questa qui un po' conservata perché una preghiera per la regia, mi date la mia voce un po' più forte in cuffia? Andrea, gentilmente gli dai la voce un poco Grazie. più, perché quella mia si sente profondamente forte. Tenga Pavarotti, capito? Non mi sento, io già parlo piano prima, ma non mi sento forte. No, molto sente pure il buono. E allora dicevo, insomma, e poi ha ascoltato questa canzone. In verità lui è venuto accompagnato dal figlio, da Gianni. Sì. E Gianni faceva, ma però che ascoltiamola di nuovo. E insomma è nato Ci volisse tu. Poi dopo insomma c'è stata l'esperienza in sala ed è stata una bella cosa, insomma, essere presente, avere l'opportunità insomma di collaborare dopo tanti anni, perché dicevo insomma c'è la possibilità di dare il pezzo a Natale Galletta, sempre, ogni volta c'era la possibilità di incontrarci, a me fanno pizza, ed è successo finalmente. Ok, allora io sono contentissimo perché comunque insomma mi canta una delle più belle voci del panorama artistico della canzone napoletana. Grazie. Noi parliamo di canzone napoletana, ok? Non è neomelodica, non è niente, no. La canzone napoletana, si tratta di
cantanti napoletani. Allora facciamo così, noi le facciamo ascoltare perché comunque le richieste già ci sono state sul pezzo, e ci volisse tu Natale Galletta questa mattina a RTC. Voglio dire, no, perché è un pezzo che ho fatto io, insomma, voglio dire, insomma, è veramente una bella cosa. Vedi, man mano che le ascolti, vedi le immagini, i film. C'è veramente. Allora, tutto questo singolo estivo, questa canzone che tu hai interpretato. Perché non abbiamo fatto una canzone estiva? No, ma forse è meglio. Ma forse è meglio. È meglio come maglione. Sto fatto una canzone estiva. È la canzone non si può sentire. È la canzone estiva. La canzone estiva. Perché c'è questa mentalità? In estate si da fare pezzi e a Viernes e ti mettono un maglione. Allora, un artista ha la sua personalità. Benissimo, e tu hai fatto bene a cantare questa, siendami a me, tu hai fatto bene a cantare questa. Allora, il singolo posso fare la lambada, bella e buona. No, la lambada non pensavo proprio, non è proprio articolo che insomma potessi fare tu, perché comunque vabbè, comunque il personaggio è quello che è, insomma, le canzoni che tu hai avuto nel corso degli anni a disposizione per far ascoltare la tua voce al pubblico napoletano, insomma, che segue la canzone napoletana. Ho fatto la battuta perché è giusto, certi preconcetti non si possono sentire. La canzone estiva verrebbe, la canzone estiva, sta la canzone a mezza manica, la canzone come ma guarda anche che nel mondo della canzone italiana c'è questa mentalità, sì. Che vedi in estate escono tutti questi pezzi vabbè, Natale Galletta, prima che ti faccio la domanda c'è un saluto. Io ti amo perché ti voglio bene, cuore mio, sei tu mio amore, sei tu. Sei grande uomo perché ti amo, tu sei l'amico di Babbo. Questa è proprio una dichiarazione. Ti dovresti comunque firmare, però. Ciao tesoro. Ti salutiamo. Allora, complimenti Enzo Caradonna, hai scritto una bella melodia. Complimenti, grazie. Allora, dicevo, questo singolo è finalizzato al fatto che prossimamente verrà fuori un album di Natale Galletta? Sì, ci stiamo organizzando. A quanti piezze stai? 0-0. Ne ho uno che mi ha scritto l'amico Antoine. Sì. E basta. Vabbè, ci metteremo a lavorare. Mettere all'opera, ci metteremo a lavorare, avrai a disposizione qualche altra cosa. Mi sono sentito anche con Polverino. Sta preparando anche qualcosa Polverino con Pasquale Russiello. Insomma, ci stiamo, anche Sergio Tonati sta cominciando a fare qualcosa. Ci stiamo a squadra, insomma, bravo. Più o meno è quella di sempre. Le persone a cui io mi affido da sempre. Tu sei la new entry. La new entry. Per quanto mi riguarda. Mi si scopa subito, bravo, insomma. Bravo. È stato bellissimo. No, anche perché comunque la scelta non abbiamo avuto molto tempo a disposizione. Noi abbiamo fatto un ascolto di un pezzo, abbiamo fatto l'ascolto di un altro pezzo e la scelta è nata subito. Non è che c'è stato un ripensamento, però onestamente, ma da credere, aveva a che fare con Natale Galletta è un problema, perché abbia a fare, senti Enzuccio, ma quella parola, senti Enzuccio, ma quel discorso, senti Enzuccio. Poi sapete che succede? Alla fine, poi mi chiama e mi fa: Enzuccio, guarda, ma secondo me hai ragione tu. Lasciamo la frase originale. Ma perché tu poi giri attorno a una situazione, provi, e a me piace avere la controprova di certe cose, allora poi mi convinco che va bene quella lì. Ma sei sempre stata così? Sempre. Senza parecchie odore furono appena senza andare alla Galletta. No, carità. Però diciamo così, era proprio questo quello che tu cercavi? Sì. Facciamo una domanda. Sì, anche perché tanti mi accusano che io parlo spesso di tradimenti nelle mie canzoni, per cui anche questo pezzo l'ho voluto fortemente, perché non parla di tradimento. È un uomo che viene lasciato perché magari ha sbagliato, ha trattato male la fidanzata, la compagna, chiunque essa sia, e viene lasciato. Per cui lo diciamo nella canzone, e allora non abbiamo parlato di tradimenti, per cui non mi puntate il dito, perché stavolta e corna l'abbiamo messo da parte. Ok, c'è stata questa storia d'amore che è finita male, insomma, l'uomo ci sta male, potrebbe anche essere il contrario, insomma, giustamente, poi ognuno la personalizza a modo suo. Allora, però vi avviso, ci sarà va a boffi corna.
ma buffi corri. Vabbè, comunque insomma sono comunque la storia dell'amante. Preparatevi la pelle. Cioè, così profondo. Allora, vai, facci ascoltare qualcosa. Sono Antonella da Scampia. Sì. Buongiorno Enzo, e sono un po' emozionata. Ciao. Perché Natale Galletta è un altro mio preferito. Io lo paragono a Julio Iglesias napoletano. Canta bene, con la sua musica ci fa sognare, ci fa volare, come d'altronde pure tu Enzo, perché tu sai che io sono una tua fan. Grazie. Se mi fai ascoltare un brano a piacere, Natale, qualsiasi, perché mi piace tutto, vecchio, nuovo. Si propone. Ok, un bacio e complimenti per la trasmissione. Grazie cara, grazie, ciao. Allora ti do la mia parola, perché in mezzo a questa situazione ci sono due grandi amici miei, Gino Da Vinci e Sergio Donati. Io con loro sono cresciuto, ci siamo incontrati giovanissimi, con Gino c'è un rapporto fraterno, con Sergio la stessa cosa. E allora ci sentimmo che sta acá. Di Sergio Donati, musica di Gino Da Vinci. Vai. Ti do la mia parola. Tu come me non ti sai spiegare cosa accade quando mi vedi, come mai non riesci ad evitarmi negli occhi tuoi. C'è la stessa luce che riflette negli occhi miei. Non credo che l'emozione si può soffocare, fammi sapere quanto tempo ti dovrò aspettare. Io con te sono già impegnato con un'altra, ma si marisce sì, ma fai morire. Ti do la mia parola, mai nessuno lo saprà. Di me ti puoi fidare, di ma tu già m'andrà. E tutto quello che accadrà nel nostro cuore resterà, diventerà un segreto che vivrà dentro di noi. Ti do la mia parola, ma non mi faccio aspettare. Con te voglio fa amore, non ti fa desiderare. Ma sono stancato di suonare, fammi campare in aria. Dammi un appuntamento, dimmi solo dove ci a pigliare. Ok, ti do la mia parola, Natale Galletti. Abbiamo salutato questa signora che ci ha riempito di complimenti. Julio Iglesias, chi ci pensasse però, sai? A fa? No, a farlo. La cover? Sì. Ci penserei sopra, una cosa del genere, perché comunque vai fuori da ogni parametro, insomma, esce fuori da ogni schema e fai un fatto del genere. Fallo, tanto che ti costa? I soldi che tieni, a chi ce li ha passati? E i figli tu. Ecco, per esempio, un pizzichista, hai capito? Cioè, ma guarda, è un'idea che ti ha dato la signora, eh? Lei ti vede come Julio Iglesias, che tra le altre cose. C'è un pezzo che mi piace suo in particolare, adesso non ricordo il titolo, aspetta. No, pensami, vabbè, questa è scontatissima. Pensami, ce n'era un'altra molto bella. Ce ne sono tante, noi andiamo su YouTube, vediamo a cercare tutto a posto. Comunque voglio dire, era un'idea, era giusto un'idea. Senti, ma continuerai con Nuccio Tortora? Gli arrangiamenti dell'album? Credo di sì, siamo in una fase non di scelta, è brutto dire di scelta, siamo in una fase, magari farò, mi avvarrò di due autori, farò un misto, non lo so, ancora non lo so, vediamo un po'. Ho capito. Perché sai, ci sono dei brani adatti per uno, qualche brano adatto per un altro, cerchiamo di... Ok, va bene, ci sarà un team a tua disposizione. Sono contrario, perdonami. Sì, il telefono adesso lo stacco pure. No, questo è il bello della diretta. Tutto a posto. Tutto a posto, va bene così. Io sono contrario a far lavorare più di un arrangiatore nello stesso album, perché poi si sentono le differenze. I suoni, le scelte dei suoni. Mi piace avere la stessa mano, detta in gergo, dello stesso autore. Per cui vedremo di farne lavorare soltanto uno. Ok, allora clicchiamo, vai Andrea, facci ascoltare qualche altra voce. No, questa
questa è mia nipote, questa è Giaduzza bella. Un bacio, amore, un bacione forte a nonno tuo. Solo una, come me? No, ce n'è una che ha 2 anni e mezzo, che è Giada, e poi Suami 4 mesi, fra poco anche 5. E che ti dico a fare? Io solo una e uno in arrivo. Hai visto? E allora, hai capito? Sto 4-5 mesi annanzi. Ma la mia ha 4 anni. Parla la seconda, però. Il secondo arriverà. Come si chiama? Asia. Un salutone ad Asia Basile. Un abbraccio. Ciao Asia. Ciao. Sperando che ci sta vedendo. Allora, andiamo a cliccare di nuovo. Ciao Giada, comunque. Un bacio a Suami. Enzo, se è possibile ascoltare di Natale Galletta, vorrei incontrarmi con te. Questo è Saverio da Barletta. Hai sentito l'accento? Hai sentito l'accento? Vorrei incontrarmi con te. Questo è uno dei tuoi primi successi. 1990, un disco fortunatissimo. Benissimo, allora glielo facciamo ascoltare, anche perché comunque Saverio da Barletta vuol dire fuori regione, ci stanno vedendo in Puglia. Vai, Natale Galletta per te, Saverio. Sapessi più e me, tu stai male. Vorrei domandare come stai, dimmi se felice sì o no. Questo è il nuovo senza me, dimmi la verità. Vorrei incontrarmi con te, nata vado soltanto per convincere a te ritornare insieme a me in questa casa bella. Vorrei incontrarmi con te, potessi regnare in mano, ma guardarti dall'occhio per farti sapere che in tuo cuore mi stai. Allo bene per me non esistito mai, nessuno come te m'ha fatto mai soffrire. Vorrei incontrarmi con te, nata vado soltanto, se mi non capisci che sto tanto male, che sia vita mia. Ok, vorrei incontrarmi con te, grande successo, insomma. Sempre verdi, sempre. Ti a mettere un po' più vicino, ti a mettere un po' di faccia, Natale Galletta, perché tu fare i profili? No, è perché. No, ma come mi metto, non si sente sto microfono, niente. Ma volessi fare cagna? No! Tu volessi mettere tu a capo? Tu mettere? No, ma sai, questo microfono forse un. No, io invece ti sento proprio benissimo. Ah sì, allora è basso nella mia cuffia, il volume. Ok, allora è basso nella sua cuffia. Ma può darsi che mi fa qualcosa a livello. No, ma non ti preoccupare, non fa niente. Adesso va meglio, sì, grazie. Ti piace così? Bellissimo, vai. Senti, ma tu ottimo. Allora, dimmi. Diciamo che questo pezzo è stato riarrangiato dal OP Music, giusto? Sì, è stato riarrangiato nel 1998. E la prima incisione che è stata è del 1990. Chi era Finocchiaro? Con la GS. Chi era Finocchiaro che faceva? Sì, mi sembra sì, Gino Finocchiaro. Finocchiaro, conosci, ha avuto piacere di conoscerlo. Io poi ho fatto molte cose prima di arrivare a Napoli, perché io da piccolino ho sempre fatto, insomma, come tutti quanti, esploravamo, no? Ci buttavano in coppia i palchi per vedere che succedeva. E io avevo l'amicizia con i Beans. I Beans, Tony Ranno, Pippo Grillo. Che poi li ho visti negli studi a fare la musica napoletana. La musica napoletana. Tony Ranno è stato per tanti anni il proprietario della Sea Musica. E poi appunto. Ha venduto.
insomma, mi ricordo che poi era un grande gruppo, facevano quelle voci un capolavoro. Io ho fatto molte feste di piazza, ero piccolino, 12 anni, facevo la mia mezz'ora, facevi canzone classica napolitana, e poi dopo... Il tuo percorso è stato molto simile a quello mio. Un sacco di feste di piazza, proprio quando per esempio tu pigliava 70.000 lire, 60.000 lire, che sti cose esagerate, con panine sotto i bracci, in di fortuna. Io avevo 13 anni e feci il primo disco con la GS di Catania, si intitolava Sia Vita Mia. E facevo già le prime feste di piazza, giravo tutta la Sicilia e mi facevano chiudere lo spettacolo. Perché sai, io a parte che fisicamente sono stato sempre alto, ero ancora chiucchiato all'epoca, no? E allora questo ragazzino che cantava con questa voce così forte, così squillante, che succede? No, niente, con me a te, il bello della diretta. E allora mi facevano chiudere perché era un po' un'attrazione, una cosa particolare. Io avevo una voce squillantissima, veramente. Pensa, papà metteva le scommesse quando ero piccolo, buonanima di papà. E mi prendevano nel furgone e verso mezzanotte io dormivo, mi svegliavano, salivo sul palco tutto, che succede? Già cantavo a 13 anni, è chiaro. Beh, però bei ricordi, belle esperienze. Abbiamo fatto belle cose, insomma, vabbè, comunque adesso siamo qui e dobbiamo leggere questo messaggio. Ti posso dire che sono 30 anni che ti ascolto e la tua voce è meravigliosa. Sei il mio idolo Natale, sei vita. Baci da Mary. Sono una ragazza che è cresciuta sopra da Polverino. Mary, vabbè. Ok, ciao Mary. Ciao un Mary, un bacio. Ciao. Un saluto. La canzone alla quale sei affezionato, insomma, per un motivo o per un altro, quella lì che praticamente non dimenticherai mai, che fa parte del tuo repertorio e che tu la vorresti cantare sempre. Vabbè. Una. Ma non ci devo pensare perché It Depends. Ecco, It Depends. Allora, It Depends, che la Masandì subito di Natale. Era il brano preferito della buonanima di mio padre. L'autore? L'autore è Antonio Gentile, di Taranto. Ah, ho capito, io ho avuto dei contatti con Antonio, una bella persona. Pure vorrei incontrarmi con te, di Antonio Gentile. È una bella persona, sì. Una veramente... bravissima persona. Ok, dopo me lo fai ascoltare questo audio, perché questo è un amico mio, Michele. Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Questa è una registrazione del 93, 94. Io te penso, ogni volta che sto solo tutte le sere, io te penso. Non volesse te scordare farla finita, ma te penso. E combatto con pensiero per me. La canti tuttora, no? Penso, nel tuo repertorio. Ora me la fanno cantare 2 volte. Sono uccello che non voglio volare, che sto bene. Non mi faccio campare e batterne, ma tu non te ne vai, non passa un istante. Io te penso, mi prometto a non pensare se sta poco e poi te penso. Sente la voce giovane, Ho buttato le tue cose, la tua foto, ma te penso. Sto pensiero assai più forte, vince la mia volontà. Io te penso, ma volessi innamorare di un'altra donna, ma te penso. Hai legato la mia vita a quella tua, come te penso. Pare che t'hai scordato certi giorni, invece no. Io chiudo, penso. che lo dico a fare. Ok. I miei complimenti per l'autore e l'interprete, questo praticamente sempre su Ci volisse tu, insomma, questo brano che è venuto fuori il 5, il 7, il 6. È una, la notte tra il 6 e il 7. Ok, cliccami questo audio, voglio ascoltare.
Scende, tenga la macchina già pronta. Fra me solo ci troviamo, farò buona senza chillo là. È grande chi sta amore viene, e abbracciati in autostrada. Ciao Miki, ciao Miki. Ciao Miki, ciao. Bacioni forti. Allora, Michele è un amico che è pugliese? No, è di Napoli, è di Calata Capodichino. Ah. Praticamente è uno che faceva parte del gruppo esternamente perché non scriveva, però simpaticamente insomma si dilettava a cantare, come vedi, e canta anche abbastanza bene. Era l'amico di Sergio, l'amico di Enzo, l'amico di Massimo Arciello, hai capito? Tutti... Probabilmente l'ho pure conosciuto. Sicuramente, allo studio di Sergio quando stavamo, Mariolino Flamini, insomma, Gianni. Mi ricordo che sono venuto spesso in quel Michele è uno che faceva parte delle nostre amicizie, una bella persona, insomma, e poi uno che canta buono, insomma, era anche un po' critico. Era anche un po' critico. Stava cantando una canzone per niente facile, Shin, è pure difficilotta Shin. Ok, ascoltiamo qualche altro WhatsApp oppure leggiamo qualche altro WhatsApp, perché ci sono tante persone che comunque hanno anche scritto il messaggio. Vai, clicca. Ciao Natale, complimenti per la trasmissione, sei bravissimo e bellissimo. Ti volevo chiedere una canzone se è possibile. Bancomatto. Lo dedico a tutto lo staff con tanta simpatia. Meno male che ha specificato la canzone e non bancomat direttamente. È importante sto fatto. Chi ha scritto questa canzone? Il brano è di Casapuri Fiorellino. Ah, ecco. Sì. Insomma, hanno fatto i guerre con Polverino per cantare sto brano, che poi al fin fine ha il suo perché. È giusto, ma chi è proprio così, non è che... Non lo volevo cantare perché mi risultava un po' strano cantare bancomat ogni mattina. E invece ha fatto successo, le persone nel video di Bancomat ogni mattina tiene Allella che è un cugino Nella. Ah sì? Sono figli a due frate e sorella. Il papà aspetta, papà canta. Sì, l'amico Salvatore Enrico. Bravo, Salvatore Enrico. Salvatore Enrico. Infatti. Vai. Bancomat ogni mattina con un figlio che ci fa, fra telefono e benzina, quanti soldi ha già cacciato, e poi non può morire in deriva la città, poi lo si è innamorato. Bancomat ogni mattina, l'euro a banca già via, una pizza a marcellina, un profumo a regalare. Ma verità venne bene che non torna che st'età, mo che si da così giovane. Io sono già contento che non mi fai chiagno, che non mi dai problema, io sono fiera di te. Bancomat ogni mattina per un figlio che già fa, si potesse così solo te ma cattasse la tua età, per tornare con mamma tua quasi 18 anni fa, aspettava per aprire a te. Bancomat. Ma tu mica hai avuto sto problemi in Davide, no? No, Giovanni era tranquillo. No, i miei figli tutti e tre cash, senza bancomat. Ah, cash, no papà, senza... per non perdere tempo, capito? Per non gli sottolineo. Dammi il foglio verde direttamente. Allora vai, cliccami Andrea, vai. Enzo, ti vuoi chiedere una cortesia a Natale, se può cantare Napoli-Sicilia? Grazie, buona giornata. Save, ma tu pretendi assai però. Napoli. Sono brani vecchi che comunque hanno lasciato un segno. Vabbè, insomma, giustamente oggi questo è del 98, Napoli-Sicilia. Questa è anche una giornata laddove le persone non è che ti vedono spesso, perché tu sei un po' restio. Sì, vabbè. Peggi Lucio Battista. No. Ti fai vedere solo live. Bancomat ogni mattina. Si fa vedere solo live. Non può essere mai. È giusto, no Gino? Vabbè, insomma, è anche giusto, va bene così. Vai, andiamo avanti. Buongiorno, un saluto a tutto lo staff di RTC Targato Napoli.
Un saluto al grande Natale Galletta, se è possibile farmi sentire la canzone Malatia, tutta per il mio grande amore Francesco con un ti amo da morire. Malatia, tu sei una malattia, ti piglia vita mia, come fa vivere. Ok. Bene. Allora, Malatia, questo è un passaggio, io ci stavo arrivando a questo. Insomma, tu, Malatia, a un certo punto Natale Galletta incide questo brano scritto, cantato, portato al successo da Enzo Di Domenico. Grande maestro Di Domenico. Che vogliamo bene tutti quanti, perché comunque è una persona proprio per bene, bella, veramente bella. Però molte persone, o perché giovanissime, o perché magari hanno iniziato ad ascoltare la musica napoletana trasportate dalla tua voce, dal tuo personaggio, e erano convinti, e tuttora molte persone sono convinti che tu sia stato il primo interprete. I più giovani sono convinti che sia mio. Che il pezzo è tuo, l'hai cantato per la prima volta tu, e praticamente tu, Malatia. Però io, da persona onesta quale sono da sempre, lo dico, guarda che non è mio il pezzo. Prima che me l'ha cantato negli anni 70 il maestro Enzo Di Domenico, grande l'ha scritto, voce. l'ha interpretato, e io molto umilmente mi sono permesso di ricantarla. Ma la tua incisione ha avuto ragione sul mercato, perché è stata fatta bene, è stata cantata bene. All'epoca stavo ancora con la GS giù a Catania, era il 93. La vogliamo ascoltare, Andrea, tu Malatia? Questa è una versione nuova, riarrangiata a Milano. Questa l'ha arrangiata, fammi ricordare. È tutto a posto. Tu fai parte, insomma, giustamente, se non sai tu, ma sapevi tu. Vai, faccela ascoltare questa versione nuova. Valeriano Chiaravalle, arrangiamento di Valeriano Chiaravalle. Non saccio che ci mette quando tu morendo zitto fai cantare che stanno ma distratta che non va ma roba strilla mette malatia tu sei una malatia ti piglia vita mia come fa sta pagina e bugia, l'inferno è sta pazzia, che mi può uscire. Tu preferisco la prima versione. Questo è un po' particolare l'arrangiamento. No, ma venivo proprio fuori in una maniera proprio cantante. Allora, ci prendiamo giusto 4 minuti di pausa, ascoltando di nuovo Ci volisse tu, perché il motivo per il quale Natale Galletta è venuto qui questa mattina è per farvi ascoltare 3 volte Ci volisse tu. Allora, 2 voti è con questa, e poi l'ascolteremo in finale quando ci saluteremo, va bene? Va bene. Ci volisse tu, vai. Natale Galletta per voi, è retato Ci volisse tu. Io invito le persone da casa che ci stanno ascoltando di andare su YouTube e andatevi a vedere questo video, perché è molto ma molto bello, è particolare, è da vedere, non è il solito video laddove Anna Muratello in da macchina o telefono, è stato fatto veramente bene, è un mini film, è da vedere. Bravo Marco Cantone. Ti accorgi quando un pezzo piace e viene apprezzato in modo particolare il testo, quando i fan ti scrivono delle frasi e te le inviano come storie o sulla pagina, sui commenti, e molti mi sottolineano questa frase finale: non sapeva solo che speranza non ce la faccio più, bella. Oppure quando dici nella strofa quando tempo che passa io sto solo, non ti inganni più, non è mai cagnata vita mia. È sempre dalle qua. Ci sono delle chicche che lasciano il segno. Vabbè, insomma, grazie. Fai troppi successi, senza canale, ne la fai più poco. Allora andiamo a cliccare, dai, ascoltiamo. Fuori a doste case. Chi è? Maronna. Sta sempre un cuore scritto in faccia all'amore, una frase che dice ancora che noi siamo innamorata. Tutte le volte che vengo qua mi sa chi sti ricordo, torno sempre a pensare
tutti e due in coppa vespa mia, stimolava la fantasia, come era bella, quando da carezzava sotto e stella, e mi diceva giuro che è per sempre, ma gli prometterà. Buongiorno, grande Natale Cardone, buongiorno Natale Galletta. Voglio stamattina non voglio fare nessuna sviolinata, però voglio quando fate sta ospitate sta proprio vicino alla storia, lo schermo si buca e non so con più. Natale, l'ultimo tuo lavoro discografico, vabbè che parliamo a fa, continua sempre così perché la tua voce fa sognare. D'altronde come la voce di Enzo, e lo dico sempre, voi siete sempre più avanti di tutti. Un bacio grande, vi voglio bene, ciao Enzuccio, un bacio, Lisa dalla Masseria Cardone. Grazie, com'è bella, allora, bella, grazie. Lisa ha iniziato a mandarci questi vocali dall'inizio della trasmissione, è iniziato a settembre tutto questo. Cantando, è diventata una speaker di RTC Targato Napoli. Sì, è Lisa dalla Masseria Cardone, insomma, una persona bellissima, tiene una voce splendida. Il colore interessante. E mandava tutti questi vocali cantati e noi esterefatti, certo, voce, e poi è diventata, insomma, ci ha contattato, l'abbiamo contattata, ci ha contattati di nuovo e poi è diventata una speaker di RTC. Ciao Lisa, un bacione forte. Forte. Ok, allora siamo in dirittura d'arrivo, sono 7-8 minuti ancora. Ci vuoi dire qualcosa sul futuro prossimo di Natale? Aspetta. Che succede? È una lettera. Allora, buongiorno a due grandi della musica, a voi maestro Caradona, grazie, e al maestro Galletta. Grazie. Siete dei grandi della musica. Una grande coppia, benissimo, trovavo un errore, siete una grande coppia della musica, i veri grandi si contano sulle dita di una mano, se possibile un po' di bella e cattiva, e complimenti anche per vostro figlio Giovanni. Grazie. Che anche lui canta da Dio, come si dice a Napoli, tale albero, tale frutto. Ciao da Rosa. Ciao Rosa, un bacio. È una poesia. Rosa, tutte le volte che mi hai fatto male, pure rindo male da stringeva a me, mentre tu tenevi ancora addosso chi ti roba a me, quando vado pure rindo sonno le chiamata amore, e pensavo chi ci fa. Se me lascia se ne va, per troppo tempo mi va tutto cuore, ma che più dolore sto sentendo più, mi asciuttate lacrime dall'occhio come chiagna più. Ciao Rosa, un bacio. Va bene, penso. Bella e cattiva. Vai. E Andrea. Subito Andrea. Grande Andrea. Un altro grande successo, questa bella e cattiva. Questa Enzo D'Agostino, Pasquale Ruscello. E pensavo che ci fa, se me lascia se ne va, per troppo tempo mi va tutto cuore, manca più dolore, sto sentendo più, mi asciuttate lacrime dall'occhio come chiagna più, solamente una camisa scorna son che vanno via, forse se mi aiuta Dio, campo pure soltanto io senza te. Comunque abbiamo toccato un tasto particolare perché comunque Enzo D'Agostino, cioè una camisa scurna cioè praticamente tutto, e si è fermato, già per esempio la camisa scurna tutto a posto, sono è una cosa esagerata. Comunque grande maestro D'Agostino, ovunque tu sia ti giungono i miei complimenti e i miei saluti con un forte abbraccio, perché anche tu oversi in un mostro, bello sul serio. D'Agostino non si smentisce mai, è proprio in un cervellone così. Vabbè, quando ci mancherebbe, cioè, giustamente, se uno dice per esempio Natale Galletta canta benissimo, hai strana, hai una cosa vera, hai una cosa verissima, ed è giusto che quando le cose sono belle
e sono apprezzabilissime. Una che fa pure lo stesso mestiere, la Darisha. Ma quando un collega mi piace, canta bene, ha delle belle canzoni, sono il primo a dirlo. Condivido, perché comunque deve essere così. Ma essere professionisti seri, anche questo fa parte di essere professionisti seri. Concerti, appuntamenti subito veloci? Sì, stiamo preparando concerti un po' dappertutto, in Sicilia, Campania, qualcosa in Puglia, però una cosa importante la stiamo preparando probabilmente al 99,9%, sto nel cartellone del Maschio Angioino e l'11 agosto farò un concerto dentro il Maschio Angioino. Questo è un appuntamento importante. È una bella chicca, una bella cosa. Perché siccome ultimamente si parte sempre sotto per ferie, diventa sempre più stretta la vacanza. Prima era un mese, 2 mesi. Per cui se dovete partite il 12 o il 13. L'11 sera venite al Maschio Angioino. Andatelo a trovare al Maschio Angioino, perché comunque è anche è il posto pure che poi insomma è tutta una storia, insomma il posto, una bella le canzoni, soddisfazione, una bella un bel fatto che vedrete l'11 agosto al Maschio Angioino. Mi raccomando, segnate questo appuntamento. Se c'è qualche altro vocale prima di lasciarci, magari qualcuno vuole sentire quello che ha detto. Gli amanti non vanno in paradiso, io primo posto dall'inferno, insieme a te ci sto pure io. Addosso brucia sta passione, con tutto sentimento e amore, ad una lacrima sincero, cuore sapo scumiglia. Natale, sei un grande. Ciao tesoro, un bacio. Bella. Funziona così, capito? La canzone degli amanti, questo è Antoine Fischietti. Bravo anche Antoine, per l'amor di Dio. Insomma, ultimamente Antoine ha scritto. Nell'ultimo disco mi ha dato 3 pezzi, uno più bello dell'altro. È forte. Antonio Fischetti, bacione, un abbraccio. Ciao amico mio, un bacione. Sei un grande. Vai, ascoltiamo. Ciao Natale, sono Maria Leopoldo, mi fai ascoltare soltanto un caffè? Grazie, bacione, un saluto a Enzo. Ciao cara. Soltanto un caffè. Guarda, siete qua. Natale, Maschio Angioino. Vabbè, scusa, ha già letto. Perché già ti ha detto, sai, nonostante tu sia messo gli occhiali scuri, non ti fa guardare in luce, capito? Allora, Natale, Maschio Angioino, vicino a casa mia. Allora non parto più per la Sardegna, vado dopo. Vabbè, grazie. Però gli hai un Maschio Angiolini, ma raccomando a te. Vai, vediamo un altro vocale. Si sto con te perché il destino l'ha voluta, ci ha scegliuto a tutti e due per ci fa vivere così. Mica sta vita l'abbiamo sempre immaginata, rinde giorni tutte le notti che abbiamo fatto insieme a te. Come era bella quando mi rinceva, non ti voglio perdere. E ti ricevo, non succede mai. Un bacio Natale, ti voglio bene. Ciao baci da Casoria. Un bacio, ciao, un bacio a te. Ciao a tutti gli amici di Casoria. Facciamo così, perché non l'ho fatto da stamattina. Un salutone va per tutte le persone che in questo momento sono al di là del muro, con un presto ritorno a casa, e a tutte le persone che hanno bisogno della nostra compagnia. Parlo in genere delle persone sole, delle persone un pochettino più anziane, che sono rimaste sole, e alle persone che sono ricoverate presso i nosocomi della città di Napoli e della Puglia, della Calabria, del Molise, di tutta la Campania, e laddove il nostro segnale tramite l'885 e il 645 e il canale di Tony Barletta a Barletta ci vedono in questo momento. Allora, siamo arrivati ai saluti finali. Io ti auguro una buona estate piena di impegni. Grazie, tanto io a te. Grazie. Se c'hai quel poco di tempo a disposizione per farti le vacanze, divertiti e rilassati. Sì, ad agosto credo che una decina di giorni mi fermerò. Rilassati in quei giorni e poi dopo sceverim quando torniamo e io ti faccio ascoltare 2 o 3 cose. Bravo. Per poi insomma stabilire se faranno parte ma del tu nel mio nuovo disco dovrai firmare almeno minimo 3 brani. Va bene. A parte questo, con questo sarebbe il 4. Ok, allora ne farai 3. Va benissimo. Ok, d'accordo. Va bene, sono contento di questo. I tuoi saluti. Niente, io abbraccio tutti quanti, vi auguro una buona estate e
amate sempre la musica napoletana, quella fatta bene. Ok, allora ci riascoltiamo il brano singolo di questa estate di Natale Galletta, Ci volisse tu, di Caradonna Sgambati, arrangiamenti Nuccio Tortora. Io vi saluto, ci vediamo a settembre e magari rinizieremo proprio con Natale Galletta. Vabbè, okay. E vedremo quello che è successo. Bacioni a tutti e un grazie buona estate, a RTC Targato Napoli che mi ha supportato per essere in diretta con voi tutti i giovedì. Ci vediamo a settembre.